amici della Gazzetta Sarda, siamo qui con un ospite molto particolare, una pianista di ambito internazionale dal punto di vista musicale ovviamente, ma è anche poetessa. E magari diremo anche due cose su questo. Stiamo parlando di Cristiana Pegoraro, che è qui a Sassari oggi, qui alla biblioteca del convento di Santa Maria di Betlemme, e quindi siamo molto felici di poterla incontrare e la ringraziamo. Grazie, e ti salutiamo. Grazie, è un onore essere qui in questo posto bellissimo, grazie. E siamo vicino, diciamo, all'elemento forse, no? Sono principe di quello che è il tuo pianismo, quindi siamo qui di fronte a un pianoforte e iniziamo a capire, Cristiana, perché oggi sei qui, perché è un concerto, è la tua tournée, insomma. Sì, è la mia tournée e con un programma dedicato all'amore, Colors of Love, i colori dell'amore. Io penso che sia un momento molto difficile quello che stiamo vivendo, no? E amore è la parola chiave secondo me, però l'amore non è solamente un sentimento che noi possiamo provare per un altro essere umano, l'amore può essere tante cose, tante piccole cose, può essere un bel fiore in mezzo al prato, un abbraccio, un sorriso, e quindi è questo un programma che vuole descrivere appunto i colori dell'amore, tutte le sfaccettature dell'amore, tutte, quello che posso a livello di sfaccettature dell'amore attraverso la musica. Attraverso la musica, e questo discorso si lega anche ovviamente al CD. Sì. Di cui noi abbiamo adesso qui il CD, eccolo, lo facciamo vedere, che quindi è disponibile Love, anche per chi lo volesse insomma avere, sì. Anche sul mio sito, ed è un CD di mie composizioni, perché io non solo suono il pianoforte ma mi diletto a comporre, e sono tutti brani che mi sono stati ispirati dalle grandi storie d'amore. Bellissimo questo. Quindi partiamo da Romeo e Giulietta, Paolo e Francesca, Elena di Troia, ecco, e sono queste storie che io racconto durante il concerto, perché i miei concerti non sono semplicemente una pianista che suona, ma a me piace raccontare la musica. Bellissimo. E quindi ogni brano è legato a un racconto, a un messaggio, a un aneddoto, a volte anche divertenti, perché la musica non deve essere solamente, diciamo, triste o malinconica. E quindi mi pare anche di capire che l'esperienza anche poetica, dal momento che insomma tu trai, diciamo così, ispirazione da questi grandi momenti letterari, come hai detto, anche da queste storie particolari, c'è appunto il legame anche con la poesia. Ecco anche che quindi insomma nel tuo percorso artistico, ma anche umano, perché non dimentichiamo che gli artisti hanno un percorso umano e il percorso artistico molto 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 vicino tra loro, quindi non sono due ambiti differenti. E quindi anche dici qualcosina di questo libro che io ho visto, non dico io il titolo, dici tu. Sì, allora io ho scritto tante poesie nel corso del tempo e sono state pubblicate una serie con Itaca, che è il viaggio di un moderno Ulisse. Sono poesie dedicate appunto all'esperienza del viaggio, il viaggio della vita, che mi sono state un po' ispirate da un grande poeta, Cavafis, con la sua Itaca, che è una poesia bellissima, e invito tutti quanti a leggerla perché è veramente di grande ispirazione. E l'ispirazione maggiore è quella che alla fine lui dice: il viaggio della vita sì, ma importante non è arrivare a Itaca, ma tutto quello che si è imparato lungo il cammino. E quindi ecco, sono poesie dedicate all'esperienza del viaggio, a cui io ho abbinato anche dei brani, quindi ho composto Itaca, che è una serie di brani che ci accompagnano appunto lungo il viaggio, e poi ho scritto tante altre poesie che sono state pubblicate anche separatamente in antologie, l'antologia di poeti umbri per esempio, e Itaca ha vinto anche un premio. Insomma, io sono così, sono una persona estremamente spontanea, come avrete già capito da questa breve intervista, per cui quello che scrivo, sia a parole che in musica, mi viene dal cuore veramente. Bellissimo. Quindi abbiamo parlato del viaggio, il tuo è un viaggio, possiamo dire anche un viaggio esistenziale attraverso la musica, attraverso le poesie, un viaggio che ti porterà poi realmente al di là del mare. Diciamo che già un po' il mare l'hai attraversato oggi. No? Insomma, in questa antica terra. Vero, il mare che poi è un elemento che amo tantissimo e che è che l'hai descritto nelle tue poesie. Bravo, è una grande ispirazione per me. Il mare per me è una cura dell'anima, quindi quando io devo un po' riprendermi eccetera vado sempre al mare. D'estate, d'inverno il mare
è l'elemento l'elemento in primario, cui io mi ti- sento veramente a Bellissimo. casa, sì. Andrai in America. Sì, sì. Dici qualcosa sulle Sì. prossime tappe? Sì, le prossime tappe, sai, io sono sempre in movimento perché è un po', diciamo, la mia carriera ed è la cosa bella che amo tantissimo perché mi permette anche di conoscere posti diversi, persone diverse, fare esperienze diverse, Mentalità differenti entrare a anche. contatto con tante realtà che veramente mi hanno fatto crescere e mi fanno crescere. Per cui adesso, va bene, oltre diciamo a questo concerto qui a Sassari, prossima settimana sarò in Nord Italia. Tra Milano, Verona, 2 volte a Milano e una volta a Verona, Pescantina che è vicino a Verona, Santa Margherita Ligure. E queste, perdona, si possono seguire anche sul sito, Sì, e sì, poi noi sì. mettiamo ovviamente anche il link in descrizione, per cui lì vedrete assolutamente tutto quello che riguarda Cristiana. Certo. Era giusto per Sì. dirti insomma di arrivare a questo momento che è l'America, che comunque Sì. è un momento E poi ecco il 9 ecco, ottobre che è abbastanza ricorrente anche sì, nella tua sì, perché nel tuo io percorso. vivo tra l'Italia e l'America. Infatti ho 2 case, ho 2 vite, cioè sembra una cosa quasi assurda dirlo, ma è così, cioè io mi divido tra l'Italia e l'America. America vuol dire New York perché quella è la mia base e poi da New York parto per fare concerti in tutta l'America. Ora vado in questo primo periodo ad ottobre perché ho dei concerti e sono concerti legati al mese della cultura italiana negli Stati Uniti che è Quindi con ottobre. con Istituto Italiano di Cultura, perfetto. infatti suonerò lì l'11 ottobre, ma anche in altre manifestazioni diciamo legate al Columbus Day, no? Che è il 12 Certo, ottobre, che è una certo. grande festa Perfetto. molto sentita Sì, in sì, America. sì, no? E ecco, poi rientro in Italia perché ho altri concerti, ma poi riandrò tutto il mese di novembre perché oltre ad avere altri concerti in giro vado anche nell'Oklahoma, vado in altri stati, insomma in Connecticut eccetera, ma il 14 novembre suonerò alla Carnegie Hall di New York e quindi quello è un appuntamento veramente molto importante, è forse- un appuntamento annuale Ecco, che E forse è quel momento in cui quel percorso insomma diventa ancora più corposo, Sì, ancora più emozionante, sì. anche più, come dire, ricco, no? Sì. Insomma, di... Sì, sì, beh, è un bel palcoscenico, Infatti. poi per un pubblico bello, multiculturale, quindi mi permette la massima espressione. Vorrei concludere questa intervista, se sei d'accordo, per riportarci in Italia e, visto che abbiamo parlato di palcoscenici, non meno importante e interessante è il palcoscenico di Narnia Festival, Sì, sì. di cui tu sei presidente. Sì, se sono non- sì, direttore artistico, Ecco. presidente, fondatore del Perfetto. festival. E quindi due cose Sì, vorremmo appunto noi sapere della Gazzetta Sarda, perché è interessante, anche perché noi in Sardegna abbiamo molta interazione con i festival e quindi ci Certo, piacerebbe. certo. Di che cosa si tratta? Allora, Che cosa- innanzitutto Narnia Festival, perché questo nome? Perché Narnia è il nome latino di Narni, questo bellissimo paese umbro, a pochi chilometri da Terni, la città in cui sono nata, ed è un paese dove da 13 anni faccio appunto questo festival, il Narnia Festival, in tutto il mese di luglio, ed è un festival che unisce una grande parte diciamo di concerti, spettacoli, quest'anno ne abbiamo fatti 55. Tutti ad ingresso gratuito, quindi per permettere a tutti l'accesso alla cultura. E sono spettacoli che variano in tanti generi, cioè non è solo musica, ma è anche teatro, danza, opera lirica, sì, presentazioni di libri, musical, flamenco, ecco, sono tante arti e tante... anche il tango. Anche il tango, certo. Tanta commistione, nel senso che gli spettacoli che io creo al Narnia Festival sono molto spesso proprio unici perché realizzati lì con gli artisti che io ho in quel momento in città. Bellissimo. E quindi sono diverse spettacoli... identità che in realtà poi fanno parte di una stessa madre. Puoi trovare gli attori insieme alla musica, retroproiezioni, o ballerini, attori
quindi un festival molto molto creativo. In più si aggiunge anche tutta una grande parte didattica e abbiamo oltre 300 studenti che vengono un po' da tutto il mondo a studiare le varie discipline legate a queste arti di cui ti ho parlato, ovvero abbiamo un grandissimo programma di lirica, di opera lirica, per chi a Narni abbiamo un bellissimo teatro lirico del 1856, quindi vengono dall'America, dalla Cina, il prossimo anno verranno anche studenti a studiare appunto il canto lirico italiano. E poi abbiamo un grandissimo programma di danza, anche lì con ballerini veramente da tutta Italia e poi naturalmente musica. Abbiamo programmi anche per bambini, perché è molto importante iniziare anche da subito ad inserire i bambini in una realtà bella, in una realtà competitiva, anche se vogliamo, no? Con i più grandi e tutto. Quindi abbiamo anche bellissimi programmi di orchestra dove facciamo suonare tutti, addirittura anche i pianisti, anche i chitarristi, perché proprio è l'inserimento nella musica d'insieme che è così importante. E quindi ecco tanti programmi, lingua e cultura, cultura e piacere, quindi abbiamo anche turisti che vengono, si fermano e hanno la possibilità di visitare Narni e l'Umbria e poi venire ai nostri concerti, degustazioni di vini, di prodotti tipici locali. Quindi è un po' un festival che abbraccia è un contenitore veramente, culturale, possiamo utilizzare magari questo termine che non è riduttivo, un grande contenitore culturale dove tu all'interno puoi attingere e dare magari anche la tua come dire, no? Possibilità di dare qualcosa. Possiamo terminare qua, se tu dici, cosa dici? Vogliamo dire qualcos'altro? Terminiamo qui? Terminiamo qui, ma non terminiamo qui, nel senso che questo spero che sia un primo di tanti altri incontri, perché io amo molto la Sardegna, è la prima volta che vengo a suonare a Sassari. E allora questo è, speriamo che sia anche un buon augurio anche da parte nostra, insomma, che un po' di portarti un po' di fortuna su questo. È una terra che ti abbraccerà ancora una volta, certamente. Terra dove mi trovo benissimo, ha tutti gli elementi assolutamente, dal mare e anche la gente, veramente siete persone davvero fantastiche, che abbracciate le persone, quindi ci si sente veramente bene in Sardegna, insomma spero di tornare anche Speriamo presto. Anche noi di rivederti. Intanto noi dalla biblioteca del convento di Santa Maria di Betlem vi salutiamo. Seguite Cristiana Pecoraro nei suoi percorsi artistici e sicuramente ne trarrete qualcosa che può farvi anche riflettere ancora un po' di più su tante tematiche, quelle anche esistenziali, ma soprattutto quelle della musica. Io ti ringrazio, sei stata gentilissima, è stato veramente un onore poterti incontrare e fare questa piccola chiacchierata, e quindi grazie ancora, è come si dice in sardo, a nos intendere, a tornare noi in questa terra di musica e di cultura. Grazie. Grazie a tutti voi. Un saluto. Ciao.